Allora, buongiorno cari concittadini, siamo qua oggi con il nostro consueto appuntamento di aggiornamento per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. Quest'oggi devo iniziare con una notizia positiva e con una notizia negativa. La notizia positiva è che la persona che è risultata contagiata dal virus è completamente guarita, ha già fatto i 2 tamponi da riscontro previsti e hanno dato tutti e 2 esito negativo. Quindi possiamo con gioia affermare che questa persona è riuscita a guarire del virus, i familiari non risultano contagiati, quindi è una notizia veramente positiva. D'altro canto però la notizia negativa che abbiamo è che un'altra persona è risultata affetta dal virus. L'avevamo già contattata anche nei giorni precedenti perché era in attesa esito del tampone, aveva avuto solo una leggera febbre, precauzionalmente le era stato fatto il tampone, risultata positiva, però non ha attualmente sintomi, non sta male, è una persona che di salute sta bene, però essendo positiva adesso deve fare tutto il percorso della quarantena, anche i familiari, e quindi è in isolamento in attesa dell'esito dei successivi tamponi. È già in quarantena in isolamento domiciliare da diversi giorni, e i 2 casi di positività che abbiamo avuto, che adesso comunque rimangono sempre uno per Teo di Po, non sono legati l'uno con l'altro, quindi sono casi che arrivano da contagi fuori comune, quindi nessun pericolo di focolaio per quanto riguarda il comune Teo di Po. Dicevo, da un certo punto di vista anche questa seconda notizia può essere considerata, può amareggiare un po', però c'è anche da dire che la signora appunto non presenta sintomi, i familiari non presentano sintomi, stanno tutti quanti bene, e quindi questo ci fa ben sperare che sia già in fase di guarigione, appunto da quando è stato fatto il primo tampone su cui si riscontrava la positività. Quindi faccio un immenso in bocca al lupo a tutte e 2 queste persone, a chi ne è uscito, e comunque l'abbiamo sentito anche prima per telefono, continuerà a mantenere le precauzioni di vita sociale, e a chi ne è ancora purtroppo ancora dentro, passatemi il termine, di una pronta guarigione, anche se già sappiamo che questa è la strada che ha intrapreso. Quindi per Teo di Po il saldo continua a essere di una persona contagiata dal virus, e quindi risultiamo ancora essere un po' un'isola felice per quanto riguarda il comune della provincia di Rovigo, e soprattutto, ripeto, cerchiamo di rispettare al massimo quelle che sono le regole nuove e vecchie che ci siamo già imposti in questi mesi, in modo da poter uscire il prima possibile da questa situazione che è appunto l'emergenza legata al coronavirus. Qua con me c'è l'assessore Boscaro che aggiornerà un po' su quella che è la questione dei buoni, quindi le domande che sono state presentate e quelle che sono già state approvate, e quindi lascio la parola a lei che ci aggiorna un attimo su questo punto. Sì, grazie Sindaco e buongiorno a tutti. Alcune precisazioni, alcuni aggiornamenti in merito all'erogazione dei buoni spesa. Oggi pomeriggio proseguiremo con la raccolta telefonica delle domande dalle 14.30 alle 16.30. Domani non sarà attivo questo servizio, e dal lunedì della prossima settimana sarà possibile fare la domanda telefonicamente solo dalle 10 a mezzogiorno e non più il pomeriggio. Ad oggi, questa mattina alle 8, le domande ricevute pervenute all'ufficio sono state 132, di cui una ventina circa non accolte. L'importo totale che erogheremo con queste 132 domande sarà di circa 23.600 euro. E oggi pomeriggio inizierà il primo pomeriggio la distribuzione dei primi buoni spesa per le famiglie appunto che ne hanno diritto. Passeranno i volontari appunto al domicilio di queste persone previa una telefonata informativa dell'ufficio servizi sociali che li informerà appunto che in giornata passeranno, con la distribuzione appunto dei buoni spesa.
I volontari avranno 2 buste per quelli appunto che sono risultati idonei, una busta con i buoni spesa appunto da spendere e una busta con la domanda compilata e da firmare in 3 diversi punti. Ci saranno delle X segnalate nei quali appunto la persona dovrà fare la propria firma, rimettere la domanda nella busta, chiuderla e riconsegnare al volontario senza grandi giri. Per il resto oggi appunto inizieremo la consegna e domani la consegna degli ulteriori buoni proseguirà durante la giornata sempre con i volontari della protezione civile. Per quanto riguarda le domande non accolte, se la situazione economica della famiglia di chi appunto non ha ricevuto risposta positiva dovesse variare in questo mese, sarà possibile ripresentare la domanda, ovviamente previa disponibilità economica dei buoni, e sarà possibile ripresentarla verso la fine del mese di aprile. Bene, ringrazio l'assessore Boscaro e ringrazio ancora una volta tutti gli operatori e soprattutto la protezione civile che ci sta continuamente dando una mano. Questa mattina erano impegnati con la distribuzione dei PC per gli alunni dell'istituto comprensivo, oggi pomeriggio e domani saranno impegnati, come si diceva, per la distribuzione dei boni, quindi vi facciamo un grazie immenso per l'importante lavoro che stanno facendo. Ringrazio anche tutti quanti voi per quello che stiamo facendo per riuscire a contenere al massimo il coronavirus, e quindi ci vediamo domani per il nostro consueto aggiornamento. Vi ringrazio tutti e buona giornata a tutti quanti.